Sindaco, la mozione è passata, 8 voti per la sua sfiducia, 4 no. Un commento. Dunque, non nego di essere molto dispiaciuta per l'approvazione di questa mozione da parte dei consiglieri, 4 di opposizione e 4 di maggioranza. Secondo me, e l'ho anche dichiarato nell'immediato ieri sera in consiglio, perde la comunità di Realmonte, semplicemente perché una gestione che stava andando avanti con tanti progetti, con tanti traguardi raggiunti, viene ovviamente rallentata da un arresto così brusco. È chiaro che c'è nella prerogativa dei consiglieri quella di approvare, presentare le mozioni, sicuramente che intempestiva, certamente forse per anticipare una tornata elettorale, ma in un anno particolare per la provincia di Agrigento, dove questo comune, il comune della Scala dei Turchi, aveva lavorato tanto e sta lavorando tanto. Per i cittadini io spero che insomma si possa velocemente concludere questo iter e arrivare a nuove elezioni. Questo perché a fare le spese di un rallentamento amministrativo certamente sono i cittadini. Gli amministratori sono tutti pro tempore, per cui hanno un corso, iniziano, hanno una fine. Chiaramente se vengono fermati prima è nel pieno di un lavoro che va avanti, ecco, questo deve fare riflettere. Il futuro del sindaco impugnerà la mozione? Io già ho anticipato ieri sera che rispetto alla votazione non nella totalità del Consiglio di una pregiudiziale che vedeva 3 consiglieri, di cui uno è il vicepresidente del Consiglio, presentare la mozione di sfiducia, un atto di revoca più precisamente della Presidente del Consiglio, che non nella sua totalità, atteso che mancava un consigliere che era assente, mentre gli altri 3 erano i firmatari della mozione. Ecco, sarebbe stato opportuno, come ricordava la segretaria generale ieri, che la Presidente del Consiglio attendesse qualche giorno per relazionare, così come richiesto dalle autonomie locali, con una nota pervenuta per conoscenza alla sottoscritta in data di ieri, si discutesse nella sede preposta, appunto, che il Consiglio, la questione sollevata da un quinto dei consiglieri, quindi nel numero di legge, e subito dopo, anche contestualmente, poi discutere la mozione. Questo perché se c'è uno statuto, se c'è un regolamento del funzionamento del Consiglio comunale, la legge eccetera, ecco, in uno Stato democratico devono essere rispettati.